Presidente, un successo travolgente per questa mostra e per un paese che rende attrattività a tutto il Friuli Venezia Giulia. Una mostra di grande successo con 37.000 presenze in pochi mesi, tra l'altro ricordiamoci che queste persone arrivano ad Illeggio ed è sostanzialmente questa la storia bella, la storia di successo da raccontare, cioè si può fare arte in un piccolo centro della nostra montagna, ottima arte, attrattiva davvero per tante persone, soprattutto di fuori regione, e credo che la collaborazione che in questi anni l'amministrazione regionale ha fatto con il Comitato di San Floriano e con la comunità di Illeggio e di Tolmezzo sia stata una collaborazione molto fruttuosa, non solo per l'economia locale, per cui la mostra è comunque un fatto importante, ma anche perché abbiamo saputo cogliere quello che è il senso di questa mostra, cioè un lavoro, una missione collettiva di tutta la comunità di Illeggio, di Tolmezzo, della Carnia, e credo veramente che sia una storia di successo che dobbiamo imparare a far conoscere, ad esportare e in qualche modo anche ad arricchire. Su questi piccoli centri in cui si concentra la cultura, come Illeggio? Sì, soprattutto che non hanno una ragione, non so, uno pensa a Urbino, pensa a Camerino, pensa a dei luoghi non grandi, ma che hanno. A Illeggio non mi pare, sono entrato in chiesa, che ci sia un riferimento artistico prevalente, neppure a Nicola Grassi di Tolmezzo. C'è una comunità, c'è una struttura di paese, vorrei dire urbana, ma non possiamo dire neppure urbana, con il ruscello che scende, c'è una dimensione poetica e non so come sia capitato che questi due pretoni abbiano scelto Illeggio. Poi tra l'altro in un posto anche scomodo, lì una casetta con dei. Però a un certo punto hanno portato delle grandi idee in un posto piccolo e io il modello l'avevo sperimentato molti anni fa col piccolo paese di Caldarola nelle Marche, dove tante cose ho fatto, piccolissimo paese di 1700 abitanti, dove andarono per vedere la mostra di Simone De Magistris, che è un allievo di Lorenzo Lotto, che ha un po' di, come dire, dimensione visionaria che ricorda Greco, quindi scrissi per attrarre le persone tra Lotto e Greco, e andarono 75.000 persone. Quindi una piccola comunità che non avrebbe nessuna speranza, avrebbe un'economia che così ha dei richiami magari di fine settimana a un ristorante si rianima e rianima tutto quello che le sta intorno attraverso un afflusso così alto di persone, tra l'altro con temi legati alla religione, quindi temi non sono mostre di ricerca filologica, cioè di vedere le scoperte sui quadri, ma di temi che loro hanno in molte occasioni legato alla dimensione religiosa. Questa volta con amanti hanno anche, come dire, deragliato, pur concludendo con il tema dell'amore cristiano, che è quello rappresentato da Santa Caterina e il suo sposalizio con Gesù. Però ci sono anche amanti molto profani, insomma, amanti che sono molto lontani dalle consuetudini di due preti. E i preti entrano dentro questo tema e quindi la mostra anche, credo, proprio per questa provocazione, ha avuto 36-38 mila visitatori in un paese, mi dicono, di 300 abitanti, che io peraltro frequento da quando sono iniziate queste mostre, ne avrò viste più della metà, arrivando in diversi orari, questa volta addirittura il primo giorno di chiusura, ma in tempo per dire che Illeggio va preservata, va tutelata, va ritenuta un bene utile al Friuli, in un posto piccolo possono arrivare comunque molte persone incuriosite di questo percorso che poi dopo la mostra potrebbe portare anche al camminamento verso la chiesa di San Floriano che io ho fatto, che è un cammino non soltanto verso la bellezza ma anche verso lo spirito, la fede, tutto quello che è legato al pellegrinaggio cristiano, quindi tutte cose che possono essere tenute insieme in questa occasione annuale che è stata inventata ed è riuscita, perché poi puoi anche inventare una cosa ma magari non riesce, questa i numeri ci dicono che è riuscita. Don Gioretti, un successo travolgente, addirittura un più 67% di presenze rispetto all'anno passato. Qual è l'attrazione che rende possibile questa missione collettiva di un paese? Da un lato la certezza di ciò che si incontrerà. Che su chi è stato o sui loro amici che per sentito dire si lasciano affascinare ha un ruolo trainante. Sono sicuri di trovare opere molto belle, un discorso molto interessante, un paese accogliente
e dei giovani che ti accompagnano a gustare tutto questo. Ma un altro fattore decisivo è la percezione di uscire da queste mostre con un bene dentro, avendo ricevuto del bene interiore, con lo stimolo a pensare, a ripensare la propria vita, non semplicemente avendo gustato qualche cosa di carino e di interessante, ma che in fondo non ci tocca. Ai Leggio vengono perché vogliono essere toccati e sono sicuri che ne andranno via in qualche modo più ricchi nell'interiorità.